C'è entusiasmo a Sanremo per la nuova sanremese di Calabria, che dovrebbe essere una delle protagoniste assolute del campionato dopo essere stata in estate nel calciomercato, comunale che si incendia già al 12° quando Scalzi di petto porta in vantaggio i Matuziani su perfetto suggerimento dalla destra. A riportare i padroni di casa coi piedi per terra ci pensa il Viareggio con un 1-2 terribile tra il 23° e il 33°. A metà frazione infatti un cross dalla destra viene deviato da Longo nella sua porta in concorso di colpa col portiere Gavellotti. Poi, poco dopo la mezz'ora, le zebre passano in vantaggio con Galligani che al termine di una pregevole azione personale fulmina l'ex portiere della Lavagnese, ma troppo spazio per il numero 11 bianconero. La ripresa, la sanremese la passa nella metà campo ospite, ma la porta sembra stregata almeno fino al 75°, quando Gagliardi, lasciato solo sul secondo palo, realizza il gol del 2-2. Nel finale provano anche a vincerla gli uomini di Calabria, ma la volée ancora del numero 11 termina l'atto di pochissimo. Comincia con un pareggio l'avventura dei Matuziani in questa stagione 2017-2018.